E sono partiti 200 stile libero, forse la gara più congeniale a Cesare Sciocchetti, sono tutti un po' più fondisti, Colbertaldo in 2, Tonno in 4, Brembilla in 5, dunque la gara è apertissima con Cesare Sciocchetti che parte da favorito, è stato anche il vincitore della gara individuale dei 200 stile libero. Si fa sotto anche Moroni, il giovane portacolori della Futura Prato che tenta il tutto e per tutto fin dalle prime bracciate, 26.01 per lui, Sciocchetti 26.15, Vio in terza posizione, 26.34. Il primato della manifestazione è stabilito proprio da Cesare Sciocchetti in occasione dell'edizione 2009 del meeting, 1.46.34, il primato regionale di Klaus Lanzarini, ex azzurro del Veneto Banca Montebelluna, 1.44.79. Sciocchetti a metà gara, 53.99, Filippo Ton si fa vedere 54.30 a metà gara e poi Vio ancora in terza posizione, 54.34. Primato italiano di Magnini 1.41.65, primato europeo e mondiale di Paul Biedermann, il tedesco 1.39.37. Torniamo in vasca, si vira per lo sprint finale, Sciocchetti davanti, Tonna in seconda posizione, risale Colbertaldo in terza, 1.21.71, 1.22.17, 1.22.21, ci sono tutti e tre, in mezzo secondo, gara apertissima, Sciocchetti che reagisce all'attacco dei due portacolori del Veneto Banca Montebelluna e sprinta nel finale, il testa a testa fra Tonna e Colbertaldo, mentre va a vincere Cesare Sciocchetti, 1.48.14 per lui alle sue spalle, 1.49.14 Filippo Ton che si migliora rispetto alla gara individuale.